mentre a Ruggi d'Aragona viene ufficializzato lo stato di agitazione e il commento all'Ira TV del governatore Caldoro. No, non ho parole. No, vabbè, ma può sbagliare. Chi era che Sì, questo si può sedicente giornalista? Si può sbagliare, è un giornalista. Scommetto che era Siani. Sì, Andrea Siani. Sì, ma può capita a tutti. Consumatore abusivo di frequenze televisive. Ma no. No, Siano, vorrei dire una cosa a Siano. Sì, Siano, si ricordi che soltanto per uno scherzo della natura, sì, che lei ha i pollici miracolosamente opponibili. Vabbè, ma si può sbagliare. Del resto Caldoro era il governatore prima, no? Cioè, quindi... Quando Caldoro era governatore, nessuno se ne accorge. Quello non era governatore neanche quando era governatore. Ah, non sapeva di essere. Figuriamoci adesso. Era un governatore a sua insaputa, Caldoro. Lei legge i giornali, sì, quello che scrivono di lei. Guardi, parliamo d'altro, Montano. Mi parla dei giornali. Sì, ma di che vogliamo parlare? Del dei nulla giornali. assoluto. Abbiamo parlato di Caldoro. Adesso parliamo dei giornali. Lasci stare Parliamo del nulla, va bene. I giornali stare non i sono fatti per essere eletti. No? E che servono? Sono fatti per incartare il pesce. No, la smetto con questo. Vi posso raccontare un aneddoto. Un aneddoto, prego. L'altro giorno avevo una cena a casa mia. Sì. Sera. Venivano da me Matteo, Dario, Sì. Franco e Luca. Tutti gli apostoli. No, erano gli evangelisti. Scrivevano Sì. il Vangelo secondo Vincenzo. E quindi? E quindi sono andato dal pescivendolo per eccellenza. Vediamo se se lo ricorda. Chi è il pescivendolo? Suacione, credo, perché... Naturalmente. Lei, Montano, è un sarchiapone, ma attento. Sì. Suacione, bravo. Suacione. Sono stato da Suacione, gli ho detto: Suacione, ho una cena importante, fammi fare bella figura. Gli ho chiesto un'orata. Bella, l'orata, sì. Bella. Lui me l'ha incartata nel giornale, ci ha messo tutti i giornali. Quali? Cronaca, La Città, Corriere del Mezzogiorno, Il Mattino, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano. Tutti quanti. Messo tutti i giornali, poi li ha messi sulla bilancia. Sì. Mi ha detto: governatore, 90 euro. Ho detto: troppo. Suacione, ma tu mi stai pesando pure i giornali. E lui sapete che mi ha risposto? Che ha risposto? Ha detto: ma io, governatore, mica vi posso mettere il pesce in mano. Beh, E giustamente. ha detto: no, Suacione, ma tu così un pesce me lo stai mettendo? No, governatore, no. Bisogna dirlo. A proposito, il governatore o presidente? Perché non ha ancora capito come Facciamo una via di mezzo. Eh. Visto che qui in regione c'è bisogno di pulizia, Sì, c'è c'è bisogno, bisogno di fare ordine. Sì. E allora facciamo una via di mezzo tra governatore e presidente. E come, quindi? Governante. Abbiamo governante. Il governante. Il governante della regione Sì, Campania. ma si ricordi, Montano, Sì, cosa? è soltanto per uno scherzo della natura che lei ha i pollici miracolosamente opponibili. Va bene, arrivederla. Statevi bene. Andiamo avanti.